Chef! Oh Giovanni, buongiorno. Ma cosa ci faccio a casa di chef in giacca e cravatta? Negli ultimi mesi ho vissuto il calcio come al solito, tra challenge al campo, video con gli amici, partite con il Napoli Creators, tra Creators Football League, tornei 12 ore, campionati. Sono le 3:30 di notte e non riesco a prendere sonno, voglio. Cioè non faccio altro che pensare a questo nuovo percorso che devo intraprendere. Mamma mia, voglio. Mi può cambiare la vita, quello penso. E penso pure che c'ha via suon. Il campo da calcio è sempre stato il mio posto. Sin da bambino ho sempre sognato di diventare calciatore. Chi non lo ha fatto? Purtroppo non mi sono mai iscritto ad una scuola calcio. Ho sempre avuto problemi di asma e questo, no, quella è la verità. Cioè, per l'asma non mi sono mai iscritto a calcio, perché poi con il tempo, capito, tipo quando piove, e quindi ho sempre visto gli altri bambini giocare a calcio e io lo facevo, ma non con una reale squadra di calcio, tra amici, per strada, ma il sogno rimaneva sempre quello. Ma visto che il calcio ha segnato la mia infanzia, in un modo o nell'altro volevo entrare all'interno del mondo del calcio. Ci sono tanti ruoli da poter ricoprire, non per forza giocatore, allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico, giornalista. Per fortuna però col tempo è arrivato il progetto del Napoli Creators, un progetto molto ambizioso che mi ha fatto ricordare quanto mi fosse mancato nel tempo quel manto erboso. Signori, ci siamo, l'attesa è finita. Stasera parte l'Icon Cup, il nuovo torneo del Napoli Creators che andrà sul mio canale. Come vedete qui già c'è tutto quanto pronto, il completino Napoli Creators, i calzettini. Manca poco momento la mutande. Probabilmente dopo la doccia me ne tornerò senza. Calzettini, calzettoni, maglia termica, tutto quanto qui. Cuscini random buttati a caso sul letto. La cosa è l'aerosol. Cazzo c'è nella mia stanza? Comunque l'ansia è tanta, perché adesso che ci penso non gioco un torneo da titolare e da protagonista, diciamo, da un bel po' di tempo. Speriamo che non faccio nessuna brutta figura. Spero che la mia testa stasera sia sgombra da altri pensieri, anche se il pensiero principale è sempre quello là. Ma quale pensiero? Aspetta che ci arriviamo. Ma c'è anche Leao nella mia stanzetta. Ma che cameretta tengo? Signori, sono le 3:15. Ma che ci sta facendo muro? Ma animo a ma già si è fatta lì. È quasi orario di scendere perché abbiamo appuntamento alle 7 e visto che il campo dista da casa mia una ventina di minuti dovrei già cominciare comunque a lavarmi i denti, a prepararmi, a mettermi il giubbino e poi scendere. Ma c'è un'alimentazione corretta da seguire e quindi alla Pimbo Furno e guardate che ci sta un tortone di casatiella. C'è un'alimentazione corretta da seguire. Un morso ci sta, dai! Ma io penso che mamma l'ha fatta senza lattosi. Un bello bastione! Ma faccio un bello zuppo! Buon appetito, amica mele, buon appetito, amica mele. Wow, bellissimo. Signori, siamo in campo, siamo appena riscaldati, stanno tutti quanti qui, ovviamente i ragazzi della squadra, ma io non ho ancora detto a nessuno che voglio diventare... già volevi saperlo? Aspetta un altro po', il primo a saperlo. La carica che lei si merita. Voglio intraprendere questo nuovo percorso, maestro, però nessuno lo sa. Devo trovare il modo giusto per dirlo. Per il momento cominciamo a giocare. Potrebbe essere l'ultima partita del Divin Bisone. Vediamo. Signori, appena finita la prima partita di Icon Cup con gol. Signori, sono stato espulso per il bene del team. Che era già ammonito. Finalmente ci siamo divertiti. Finalmente è tornata Il vero Napoli Creators. a parte, però abbiamo rispolverato quello che erano le vere icone. Ovviamente si sta mangiando pizza e fichi. Sì. Andrea, secondo te è un caso che le prime due pizze del tavolo sono le nostre? Signori, chi ha fatto il protagonista comunque va premiato, eh? Gli MVP è... Le icone. Buon appetito, ragazzi. Io la figa. 90 euro, Ale. Siete miei ospiti, ragazzi, stasera. Veramente? Non ci credo! 190 puntate. Sono emozioni che poche volte ho provato nella mia vita. Ma scusa Enzo, subito hai chiuso il collo. Stiamo cada cosa. Ah, hai ragione, se Subito fai a i chiuso, crocchetti. subito a formare. Come dolci cosa c'è? Allora porta tutto, vai. Grazie Giovanni! L'icona verde da E comunque tra le varie cose non stiamo considerando probabilmente quella più importante. Ultimamente c'è stata un'evoluzione da parte mia in campo. Io mi sto impegnando, però non pensavo fino a questo punto. Mi è sempre stata criticata la qualità tecnica in campo e su quello io non ci metto bocca. Però l'impegno non è stato mai messo in primo piano dalle persone che mi hanno da sempre attaccato, anche offendendomi nei commenti. Ricordo ancora le prime partite in YouTuber League dove veramente
veramente non riuscivo neppure a mettere il piede in campo e subito mi facevo prendere da un'ansia e una pressione addosso che non si erano mai viste. È chiaro, una cosa è giocare il giovedì a calcetto con gli amici più o meno dello stesso livello, soprattutto per divertirsi. Un'altra cosa è giocare davanti a 4.000 persone a Scampia contro la Juve, dove tutti quanti hanno da ridirti qualcosa anche fuori, sugli spalti. Però attualmente qualcosa vedo che sta cambiando. È vero, dal punto di vista tecnico qualcosa l'abbiamo affilata. Chiaramente non posso migliorare a quest'età. Mi sto però impegnando. Molti di voi lo hanno notato, ma soprattutto vediamo da un periodo top dal punto di vista realizzativo addirittura. Voglio partire da un presupposto importante. Io non ho mai giocato in difesa e soprattutto non ho mai avuto esperienze a 8. È difficile. E quindi man mano, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, costanza dopo costanza. Chi è Costanza? Poi lo faccio sapere a te. Ci stiamo pian piano formando. E quindi è arrivato il primo gol nella Creators Football League contro l'Inter e contro Fene, che comunque è uno dei portieri più forti del web. Senza considerare la qualità che ci ho messo nel stoppare il pallone e pure qualche stop durante l'Icon Cup. Molti hanno commentato durante le mie precedenti uscite in maniera negativa. Vorrei commentaste anche in questo caso in maniera oggettiva quello che state vedendo nelle ultime mie uscite dal punto di vista del calcio giocato. Ma allora, cosa devo fare? Per scoprirlo mi sono affidato ad una persona. Cioè, tu quando sei dato le mangiasse sempre qua. Lo ammetto, chef. Tra l'altro stava un bello piatto di pasta e persille, carne macinata, chef. Vorrei assaggiare. Dopo ti faccio assaggiare. Bene. Chef, tutto a posto? Tutto a posto. Sto qua. Spero che quello che penso io. No, chef, però sono serio. Sì. Sono serio. Allora, considera una cosa, io sono qua. Sei l'unica persona che conoscerà questa cosa da oggi in poi. Vabbè, cioè, un stai segreto combinando, è un segreto, sì, ci sta. Sì, perché sei comunque una delle persone più sagge e mature del gruppo. Vabbè, è giusto, ci Sei sta. il nostro mister. Il nostro meme. Pure. E sei una delle prime persone che ho conosciuto. A proposito, Sciale mica sta in giro perché questa cosa non la sa nessuno. No, siamo soli per te, tranquillo, va tranquillo e fammi capire di che si tratta. Allora, un momento molto particolare della mia vita questa qua, nel senso che comunque mi sto facendo abbastanza grande, sto cercando di cambiare diverse cose della vita, sto cercando pure una katana calcio in tutto questo. Ma quella è la cosa più bella. No, ti dico, se volete fare un avvenire con le vostre compagne, le vostre fidanzate, quella è la cosa. E infatti mi vorrei pure sposare, ho fatto la proposta, però poi sono poco perso perché... Abbiamo buttato il vocalo. Chef, sempre perché questo problema economico pure. Ma è giusto. Questa è una delle cose che c'entra in questa cosa che ti voglio dire, perché sto facendo questo percorso sui social, che poi è diventato a tutti gli effetti un lavoro. Mi sono reso conto che però ho bisogno di qualche stimolo in più, visto che voglio fare qualcosa in più, cioè nel senso, sì, mi piace quello che sto facendo, è sempre stata la mia più grande passione, i social, interagire con le persone, condividere le mie passioni, però ho deciso di fare un passo in più, di cambiare lavoro. Di cambiare lavoro. Di cambiare lavoro. Ma in cambiare lavoro in senso che non puoi fare più... Potenzialmente sì, cioè nel senso che potrebbero sempre centrarci i social perché magari lo racconterei, però il lavoro principale poi diventerebbe un altro. Cioè, voglio sempre restare sul mondo del calcio, anche se ultimamente non è che... Vabbè, mi sto impegnando, è arrivato gol in Creators League contro l'Inter, ha giocato con la Fene, Là hai giocato bene. Hai giocato bene. Stanno delle partite che avevo pittimbo. Perché e appunto, proprio per questo, cioè non è che voglio restare sempre focalizzato sul mondo del calcio giocato, ma restare nel mondo del calcio anche da un altro punto di vista. Cioè, praticamente tu non vuoi giocare più. Allora, dopo che io sono allenatore di Napoli Creators, sono contentissimo. Non ti nascondo. Perché se tenessi tu, Ale Anasci e Mirko, mi vincessero i tornei. Ma poi via da Napoli? Ma proprio via, vincessero subito i tornei. E che può fare l'allenatore? Vuoi che io posso vincere? No, l'allenatore no. Scusa, No, l'allenatore no. Vabbè, perché sei tu, mister Paolucci, meglio che lasciamo stare. Ma poi ci capito? O dirigente, tu sei di nuovo, sei un dirigente. No, quello dirigente, potessi dirigere al massimo un'orchestra, non è proprio dirigente, no. Però ti sei avvicinato, cioè nel senso che o presidente nemmeno. Il presidente Dream, uno che non piglia mai il bulletto. No, a parte un po' si fa presidente. Allora, una delle alternative che ci sta, Giovanni, secondo me puoi fare il procuratore. Togliendo il calcio da mezzo. Secondo me è una bella iniziativa. O procuratore sportivo. Ferma. Quindi adesso siete curiosi di sapere quello che mi ha detto chef? Dovete aspettare settimana prossima. Ciao!